Noi non siamo capaci. Eccoci qua, allora. Noi non siamo capaci di difendere. Per piacere. No, dico una cosa. Prego. Fuori onda è più Posso veloce? No, Prego, no, giusto, no, ma Anche perché Raffaella Nadaluti, devo prego. per forza rispondere a quello che Bruno Cesaro ha detto prima. Primo sulla questione delle donne, perché gli uomini che spiegano perché le donne non fanno figli, secondo me ne sanno meno delle donne che non fanno figli, come me per esempio. Diciamo che c'è stata un'evoluzione culturale che porta anche le donne a pensare che forse il loro destino non è quello di fare figli, oppure che esiste una componente maschile della società che non si fa carico della famiglia tanto quanto la donna, e quindi le donne che sono un po' cambiate non accettano più di sovraccaricarsi di tutto quel peso lì. Giusto per non ridurre sempre la donna allo stereotipo della fattrice. No, guardi, sì, ha ragione, chi di spada ferisce, di spada ferisce. Io non è che non ho Ferisco fatto di figli perché democrazia. non ho soldi, ma non ho mai pensato di farne, anche se i bambini mi piacciono. Poi, un'altra cosa, io non proponevo, quando ho detto che queste persone lavorano nelle nostre campagne, ho detto proprio il contrario di quello che lei mi ha attribuito, ovvero sia che io difenderei lo schiavismo. Ho detto, se queste persone già ci sono e sono lì a lavorare a 2,50 € proprio perché sono clandestine e qualcuno può sfruttarle in quanto sono clandestine, evitiamo che siano clandestine, regolarizziamole in modo tale che possano avere un decente reddito, perché comunque ci sono, producono anche per le industrie italiane che esportano, perché l'industria dell'agroalimentare è una delle industrie che esporta. Poi vorrei anche dire un'altra cosa, che comunque i flussi migratori sono un elemento strutturale dell'evoluzione umana. Sembra addirittura che l'essere umano sia nato, dico sembra in modo ironico, sia nato proprio in Africa, insomma questi spostamenti ci sono e io trovo che tra l'altro siano un arricchimento culturale e non un attacco alla nostra identità. E vorrei rispondere al signor De Vogo a proposito dell'identità. Su questo concetto noi dovremmo ragionare molto bene, perché io quando vado o in Friuli o in Veneto non trovo un'identità friulana, non trovo un'identità veneta, trovo un modo di comportamento che è assolutamente uniforme, condizionato dai consumi, che a loro volta sono condizionati dalla televisione, e su questo dovremmo ragionare moltissimo. Vabbè, questo è un discorso molto più ampio. È questione di punti di vista, cioè io non è che attribuivo a lei, signora, il fatto che in Italia non si fanno più figli, anche se effettivamente io ritengo che la crescita demografica, se lei ha qualche altro sistema, io la considero solamente facendo dei figli. Ma siamo 7 miliardi dopo al mi mondo spiace, comunque, io non posso fare il sessista a tutti i costi, però mi spiace che il mondo sia stato fatto in questo modo, che la donna faccia figli con l'ausilio del maschio. Ma siamo 7 miliardi, ci sono tante persone. No, lo so che siamo in 7 miliardi di tante persone. Comunque penso che la sua scelta sia una scelta legittima di non fare figli, ci mancherebbe anche altro. Però l'unico modo per far continuare, ma non dico la nostra identità, ma la nostra specie in senso lato sia quella di fare dei figli. Lo fanno tutti, ma questo è un altro discorso. Quello che a me interessa ricollegarmi a quello che ha detto l'amico giornalista curdo, l'ha detto due volte. Mezz'ora fa e l'ha ripetuto adesso. Qualsiasi fenomeno, come il fenomeno dell'immigrazione, per definizione, visto che interessa uno Stato, deve essere gestito. Certo, questo in Italia non è stato mai gestito, neanche in Europa. Tanto meno adesso, perché il Surme, ti chiami, no? Surme, scusa. Sì. Tu dicevi che c'era la legge Martelli all'inizio, ma lì il fenomeno immigratorio era agli inizi, c'erano dei numeri che erano relativi, insomma, ecco. Adesso noi facciamo gestire questo fenomeno epocale a Buzzi. Cioè, faccio più soldi con gli immigrati e qua droga. Questo è il sistema Italia. Questo siamo d'accordo. Ma io voglio dire, ma solo un paese di pulcinella come il nostro, e a volte a me, le giuro, qualche volta l'ho ascoltata e mi ho detto, ma Dio, sto difendendo l'identità di questo paese e poi abbiamo al governo sta gente qua che l'abbiamo votata noi e francamente c'è pochino da difendere, però lo faccio così, è una battaglia persa, mi piace. Però voglio dire, non è pensabile che noi gestiamo un fenomeno di centinaia di migliaia di persone
che non sono profughi, lo sappiamo, ci sono dei profughi, ci sono immigrati economici, c'è un po' di tutto, insomma, ecco, e venga gestito da quel parroco che avrà tutta la buona volontà di questo mondo, ma non è lui deputato a gestire un fenomeno del genere, cioè è deputato la nazione, lo Stato, il governo. È questo che a noi manca in Italia, manca la serietà di essere uno Stato, per cui qui viene dentro di tutto, tutti fanno quello che vogliono. A Padova qualche mese fa era stato fermato un cittadino libico o egiziano, non ricordo, per la 54esima volta, ma non c'entra un cavolo che sia libico o che sia di Ferrara, non cambia niente, cioè è uno Stato che ha cessato di fare il suo compito di Stato, per cui un fenomeno immigratorio che dovrebbe essere gestito in qualche modo, con fermezza, con autorità, con arrendevolezza, con magnanimità, con solidarietà, come si vuole. Se governa la sinistra sarà accogliente, se governa la destra sarà un po' più duro, un po' più severo. E invece in Italia non viene gestito, se ne fregano, danno 35 euro a queste cooperative, come ha detto lei con i missionari, in mezzo ci saranno buonissime persone sensate, persone oneste, ma abbiamo visto che in mezzo c'è gente che fa business e basta. C'è gente che fa business, per cui questa gente qua serve, come diceva Casem prima, questa gente arriverà sempre di più, perché a 35 euro all'uno è un business incredibile, non puoi rinunciare, sono soldi, e i soldi, cara signora del Friuli, i soldi sono quelli che muovono il mondo, purtroppo, purtroppo. Me ne sono accorta da un po' di tempo. Certo, Lazzarino, volevi intervenire? Ma no, siccome il signore di Ferrara non può più intervenire, voglio dire, siccome è stato ripetuto per la seconda volta che ci dobbiamo vergognare, assolutamente non ci vergogniamo, o meglio, le persone che sono contro gli immigrati non si devono vergognare, perché io questa sera in questo studio non ho mai detto che i bambini e le donne rappresentate dalle foto che gentilmente ci ha portato l'avvocata vanno aiutati. Assolutamente, quelle persone in cerca che scappano dalla guerra vanno aiutati, possibilmente a casa loro, perché sono le loro sotto le bombe. Ma no, sotto le bombe. Allora lì c'è politica, allora pecchiamo di politica internazionale. Ma no, ma è andata là o no? Sono là o no? Allora perché non li ha portati? No, ma perché dite delle cose ridicole? Aiutate a casa loro dove? Ma sto dicendo, con l'ISIS. Ma non possiamo dire noi solo le cose ridicole, hanno chiamato le persone 3 su 3 dicono la stessa cosa. Gli SMS, ce n'è una che le contraddice tutti gli SMS, stanno dando ragione che prima bisogna parlare di italiani, bisogna dare una mano anche alle famiglie di padri suicidi dalla crisi. Perché ogni volta dobbiamo generalizzare e non andiamo a vedere solo le immagini che abbiamo detto? Le donne e i bambini, quei donne e bambini vanno aiutati, l'ho detto anch'io, lo ripeto. Portiamoli qua. Casa loro. Sì, perché stanno... Chi è che non sta bene a casa loro? Chi è che non sta bene a casa loro? Lì ci sono le bombe. Ci stavano a casa loro, se non ci arrivavano quelli dell'ISIS a tagliargli le gole. Ci stavano bene a casa loro. Li portiamo di qua, li aiutiamo le donne e i bambini. Quelli che diceva lei prima, i palestrati che difendono le loro mogli e i loro bambini che sono di là. Ma perché non ci vai tu scusate un momento, io volevo dare alcune previsioni, alcuni numeri previsionali per capire a che cosa andiamo incontro nei prossimi anni, perché tra 20 anni, e questa è la demografia che lo dice, la Nigeria avrà 40 milioni di persone in più rispetto ad oggi in età da lavoro, l'Etiopia 25 milioni in più. È chiaro che queste persone qui... La Nigeria deve riprendersi quello che è suo, cioè hanno i pozzi di petrolio che sono gestiti dalle compagnie, ma un popolo deve prendersi quello che è suo in qualsiasi modo, cioè lì devono andare alla foce del fiume Niger, mi pare sia, non so quello che sia, e si devono prendere quello che è loro, non devono venire qui da noi a dire voi siete colpevoli di colonizzazione nel 1936. Allora che dire dei veneti che si sono fatti fare quella porcheria del Mose? Stiamoci attenti. Ma lascia stare il Mose, non c'entra un cavolo. Nigeria, cioè il Mose ma noi non siamo capaci di mettere in mano. I nigeriani devono andare dove ci sono i pozzi e dire questa è casa nostra, ce li prendiamo noi, punto. Questa è l'autodeterminazione di un popolo, se no è solo aria fritta, signorina. Ma noi siamo capaci di molta aria fritta. Se no è solo aria fritta. In Mozambico si devono prendere le piante, le coltivazioni di legno lì, che arriva il legno da lì, e dico il legno è mio perché è a casa mia, me lo gestisco io. Tu belga vai fuori dai piedi. In Namibia i gioiellieri lì, come si chiamano, i diamantisti olandesi e belgi, devono andare a casa, no, devono farlo. Un popolo si esprime così, deve prendersi carico della sua
sua patria, scusate, io la chiamo patria, e deve difenderla, deve riappropriarsi di quelli che sono i suoi diritti, di quelli che sono cosa dobbiamo fare noi? Una enorme nursery per questi, devono loro prendersi carico del loro futuro, capisce quello che voglio dire? Ma io lo capisco benissimo, questo è tutt'altro che razzismo, questo secondo me è razzismo, un altro, quello che bisogna farli venire qui perché i poverini non lo fanno, no, sono uguali a noi, sono meglio di noi, ma lì dove vivono loro, caspita, non qui da noi, ma dai, ma come si fa? No, allora, questi che sono meglio di noi, soprattutto sì. No, scusi, però no, un attimo, allora, la Nigeria non potrà mai farlo perché ci sono particolarmente due compagnie petrolifere che sfruttano la foce del Niger. Una è l'Eni e l'altra è la Shell, perché a scoprire il petrolio in Nigeria è stato ancora il Mattei, no? Che poi ce ne siamo liberati in maniera cruenta. Lì sulla foce del Nilo, del Niger, ci sono paludi dove il petrolio invade tutto e la gente muore asfissiata. Hanno tentato in tutte le maniere di fermarli, ma come faccio a fermare un ministro del petrolio che conta più del ministro, il Presidente della Repubblica, perché io, compagnia petrolifera italiana, riempio le tasche di soldi di tutti i politici e mantengo una situazione. Il singolo sparisce. Quindi la coscienza nazionale non esiste perché non esistono scuole, perché non esistono, e tutto quello che viene fatto in funzione dello sfruttamento di questa gente. Allora cosa succede? Succede che però la storia insegna che vince sempre il più povero e vince sempre il più debole, perché alla lunga chi ha più forza e più capacità non ha capacità riproduttiva, ed è il discorso che faceva prima Cesaro. Quindi noi andiamo per estinzione, sarà un anno di più, saranno 10 anni, 20 anni, perché non c'è lo stimolo all'aggregazione, alla famiglia e tutto il resto. Noi corriamo dietro la mattina alla sera alla macchina più bella, al frigorifero più bello, a tutte queste cose. Poi all'interno di questa popolazione italiana ci sono molti che si dedicano invece a fare cose per gli altri. Ma non è la nazione. La nazione italiana sta invecchiando in maniera esponenziale e quindi non ne usciremo fuori. Allora possiamo anche lasciare fuori questa gente che immigra, ma prima o dopo, quando ci saranno gli immigrati, quelli veri, troveranno che l'Italia non è più abitata da nessuno, che è esattamente quello che è successo 475 d.C., quando sono state le vere invasioni dei cosiddetti barbari, che barbari peraltro non erano, dove hanno trovato che l'impero romano era deserto, che era tenuto da grandi latifondisti, da schiavi che poi si sono ribellati, si sono uniti agli immigrati, che erano poi i cosiddetti barbari, e hanno conquistato e sconquassato l'impero romano, che già da solo non stava più in piedi. E la stessa cosa succede adesso. La Merkel dice che vengono i siriani, sì, perché hanno una cultura medio-alta, li mettiamo a lavorare dentro le fabbriche piuttosto perché è un valore aggiunto, no? Ma certi altri invece no, perché e qui nasce un razzismo dell'immigrazione. Questa è la problematica più grossa. Ma ripeto, noi potremo discutere fino ai prossimi 10 anni, così non risolviamo niente. O creiamo una coscienza nazionale dove diciamo diamo termine allo sfruttamento di queste popolazioni, cominciare dalla Siria, dall'Iran, dall'Iraq, da tutte queste, perché li abbiamo sfruttati e li abbiamo costretti a comportarsi in questa maniera, perché sennò non risolviamo più niente. Certo. Ma ci vuole una coscienza e un'unità internazionale a coscienza. Questa è vera democrazia, perché la democrazia dei singoli stati oggi lascia perdere, perché non possiamo considerare che l'Europa è una democrazia, perché ognuno la pensa a modo suo, e l'Europa non c'è, è un'invenzione, c'è l'euro,
che fa l'Europa, ma l'Europa non esiste. Madalutti, brevemente perché siamo addirittura d'arrivo, vorrei far intervenire Vorrei dire che io ho pensato a questa cosa, me la sono sentita dire più volte, ma perché loro non si difendono? È facile parlare quando non si ha a che fare con pistole e con dei tagliagola. E per questo io parlavo degli italiani, perché a parte che noi ci stiamo facendo fare tutta una serie di leggi che ci tolgono tutti i diritti e di gente in piazza, quantomeno in piazza dico non ce n'è, e io parlo per esperienza personale perché sono appunto lavoratrice precaria e la riforma che hanno fatto del lavoro è terribile. Io ho provato a fare qualcosa ma non ho visto molti italiani, no? Anzi ho detto ho sentito italiani dire bisogna cambiare, bisogna cambiare. Io sarei un insegnante, ho visto la riforma della scuola e anche lì poco movimento, insomma, a parte qualche insegnante temprato. E poi non solo, cioè noi abbiamo l'occupazione di un altro paese che sono gli Stati Uniti, perché noi abbiamo basi NATO 113 che ci portano le bombe, ce le abbiamo qua in Veneto, c'è la base di Vicenza. Io però non vedo nessun veneto che si scandalizza per queste cose qua, e noi non diciamo niente, ci lasciamo occupare. Questi qua ci portano le nuove bombe nucleari che portano anche negli altri paesi dell'Europa. Questa è una vera e propria occupazione. Scusi, aspetti, è una vera e propria occupazione militare che rischia di portarci alla guerra. Come diceva il professor Casen, la guerra non la fanno direttamente a loro, la fanno fare agli altri o la fanno subire agli altri, perché loro bombe atomiche vicine non ce ne hanno e noi non facciamo niente. Quindi magari prima di dare insegnamenti su questo piano agli altri, vediamo che cosa possiamo fare noi. E poi vorrei dire un'altra cosa, che il discorso di dire, invece io vorrei dire alle persone che non è vero, cioè il nemico non sono loro, non è vero. Io non sono d'accordo col collega quando dice che non è sbagliato essere contro gli immigrati. È sbagliato perché gli immigrati sono poveracci, così come rischiamo di essere noi, e diciamo chi gestisce poi il potere è un gioco che fa da vecchissimo tempo, mettere i poveri gli uni contro gli altri, cioè dare a chi è in difficoltà un bersaglio diverso da quello che è il vero bersaglio, ed è per questo che la questione dell'accoglienza non è gestita. È intenzionale questa cosa, perché quando gli italiani che già sono in crisi si trovano vicino a queste situazioni di degrado, a queste situazioni per cui c'è chi approfitta, si indirizzano lì il loro malumore, il loro malcontento, invece che laddove va indirizzato, ovvero sia contro la corruzione, contro le leggi che stanno devastando il nostro stato sociale. Questo è il vero bersaglio, questo è il vero discorso. Qua mentre scorrono io risponderò di tutto quello che ho detto, non c'è nessun problema, rispondo sempre io di tutto quello che dico. Qua stiamo facendo la solita confusione, però una cosa è l'immigrazione, una cosa sono i flussi migratori che sono inarrestabili, non ci sono madonne. Potete fare tutto quello che volete, mettere anche gli steccati in mezzo al mare, ma i flussi migratori sicuramente non si fermano, per i motivi anche quelli che ha appena spiegato il professore. Un'altra cosa sono i profughi, un'altra cosa sono le guerre, un'altra cosa è la gente che scappa dalla guerra. Chi abbia i muscoli o non abbia muscoli, che abbia l'iPhone o che abbia una... Sì, sono una cosa diversa. Una domanda invece, perché fa ridere. Noi abbiamo parlato del vostro viaggio in Kurdistan, Turchia e Siria. Voi avete presentato un dossier poi alle Nazioni Unite. Noi siamo andati anche alle Nazioni Unite a presentare un dossier. Io voglio dire una cosa però, che questo per spiegarlo anche a chi pensa che basti avere i muscoli per difendersi dall'ISIS. Io sono stata in questi campi profughi, quelli in particolare in Siria, in una situazione relativamente tranquilla, avete visto, eravamo dei tendoni in cui mangiavamo, insomma, e niente di prelibato, ben chiaro. Abbiamo fatto un bel po' di fatica, ma in quei giorni là, mentre io ero lì, c'era anche il Newroz, che è il capodanno curdo, quindi c'erano i festeggiamenti in tutti i paesi. Mentre io sono tornata indietro quella sera dalla Siria, sono tornata in Iraq, a esattamente 10 chilometri da dove mi trovavo io,
e quindi nel posto dove volevamo andare a vedere il Newroz, la festa. Questi sono i turchi, questi sono i bombardamenti dei turchi sui curdi, invece, in questi giorni qua, dal 15 settembre in poi, e lì hanno fatto saltare 3 autobombe e sono morte 100 persone. Certo. E voi tutte queste cose, parlo di informazione, non le sapete neanche. Perché non le sapete neanche e non arrivano neanche, perché quando muoiono 2 a Parigi, e sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. È lutto nazionale. È lutto nazionale. È lutto nazionale ed è giustissimo che sia così, ma quando muoiono 100 curdi o quando muoiono 8 bambini o 24 persone come nei bombardamenti che avete appena visto in quei paesi là a opera dei turchi, e sono bambini di 9 anni, di 17 anni, di 16 anni, qua non arriva neanche la notizia. Certo, questa è la realtà. Certo, grazie. Tullio, se mi permetti, volevo dire solo 2 cose, molto brevemente. Allora, per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, non dimentichiamo che c'è in tutti i paesi esiste un organismo che si chiama la Cooperazione per lo Sviluppo, che ormai da anni danno i soldi ai paesi poveri, solo che questi soldi vanno nelle mani dei dittatori che vengono e poi girano in Svizzera, e questa povera gente cosa dovrebbe fare? Per il fatto perché appunto vengono messi nelle mani. Poi dopo la signora ha nominato anche la NATO, ecco, anche l'amica Aurora ha parlato della Turchia, e questo è emblematico che la Turchia è membro della NATO, è membro del Consiglio di sicurezza europea e sta massacrando 25 milioni di curdi che vivono in quel paese, e i curdi in pratica dalla nascita della Repubblica Turca, che è stato suo fondatore Mustafa Kemal Atatürk, in pratica ai curdi è stata negata l'identità, i curdi furono chiamati turchi delle montagne, e tuttora in pratica non hanno il minimo diritto di esercitare la propria lingua, la propria cultura, le proprie risorse, quello che chiedono i curdi. Ma il fatto è che l'Europa è in silenzio, la Turchia sta comportando non nei confronti di un partito politico e armato che è il PKK, il partito dei lavoratori del Kurdistan, che riesce a difendersi, ma nei confronti di un partito che è stato eletto democraticamente, che è il partito democratico dei popoli, HDP, e che ha portato al Parlamento turco per la prima volta 80 parlamentari, superando il 10% del quorum, e che questo sicuramente non è andato giù a Erdogan, perché in pratica i voti che ha perso Erdogan sono stati presi da questo partito curdo, e grazie anche ai democratici turchi che lo hanno votato, e che in questo momento vogliono estromettere questo partito dal Parlamento. L'Erdogan, conservatore islamico, in pratica si sta alleando con i kemalisti e nazionalisti turchi proprio per eliminare i curdi, e l'Europa in questo è in silenzio, perché è membro della NATO, cioè fino a prova contraria tutti i paesi della NATO dovrebbero essere paesi democratici, perciò almeno una parola nei confronti della Turchia, perché non sta massacrando l'ISIS, ma sta massacrando i curdi. Chi sta combattendo contro l'ISIS? Perché sono, ripeto, gli unici sul campo sono i curdi che combattono l'ISIS. Io l'anno scorso ero là personalmente, sono stato intervistato da vari enti internazionali, ma gli iraniani lo fanno, i Pasdaran lo fanno per proteggere Assad da una parte. Sul campo anche loro, adesso comunque non è che io sono figlio iraniano, solo per un giusto tributo alla verità. Comunque lo fanno perché hanno paura, per il fatto perché l'ISIS è sunniti, l'Iran è sciita. Parliamo di chi è gli unici sul campo, non sono i curdi, ci sono anche altre popolazioni che stanno combattendo l'ISIS. Quello che si vedono, perché io ero là l'anno scorso, sono passati tutti i ministri, perfino anche Renzi è arrivato. Guardi che non è che faccio il tifo per gli iraniani o per i curdi, non è quello. Siccome a nostro è stata imposta sui curdi, la guerra è stata imposta dall'ISIS, per quello dico che siamo gli unici che poi... Non siete gli unici, ma siete quelli forse più che mettono più persone sui campi di battaglia. Questo gli ho dato, sa, in italiano unico ha un altro significato. Unico vuol dire sono solo quelli, non sono solo quelli, ci sono anche gli iraniani, insomma, ecco, perché gli iraniani stanno combattendo l'ISIS, magari non
in maniera così importante come lo stanno facendo i curdi, ma lo stanno facendo anche gli iraniani. Cesare, che prospettive ci sono? Che se tutto va bene siamo rovinati, in assoluto, guardi, cioè io non c'è via d'uscita? No, ma io guardi, francamente, posso dire la verità, io capisco che il signor Surme sia particolarmente interessato di questa faccenda, come sono interessate altre persone che frequentano questi posti, che vanno a vederli, perché effettivamente c'è una situazione drammatica, assolutamente drammatica, ma di queste situazioni purtroppo spero apprezziate l'avverbio, ce ne sono moltissimi in giro per il mondo. In Birmania hanno ucciso il popolo Karen, hanno ucciso centinaia di migliaia di persone e nessuno ha detto una parola, cioè magari solamente gente che, guardi, io ho manifestato spesso fuori dalla caserma Ederle a Vicenza, magari non ero con i suoi, però nel mio piccolo cercavo di contribuire a quelli che voi chiamavate liberatori, che adesso sembra abbiate cambiato idea. No, voi la sinistra chiamava liberatori e adesso sono occupanti. Sono nata nel 1973, c'è anche un'evoluzione storica nelle cose. Porti pazienza. E poi anche lì le cose non erano non è importante. È che noi, ripeto, non possiamo farci carico, almeno io non riesco a farmi carico di tutti i problemi del mondo, cioè, non siamo in grado di farlo. Cioè, 795 milioni di persone che nel mondo soffrono la fame e che veramente ti fanno stringere il cuore, no? Perché io per quello che posso fare... Posso dire solo una cosa. Il discorso delle armi chimiche, quando Saddam bombardò i curdi e ammazzò 5.000 persone nell'arco di mezz'ora, quelle armi erano partite da Marghera e dall'Olanda, andati a dare a Saddam. Ma guardi, insomma, che sfonda una porta aperta con me, cioè non è che io sto qui a difendere l'ENI piuttosto che a difendere gli Stati Uniti, cioè secondo me, l'ho detto anche prima, io sono per l'autodeterminazione dei popoli, però un popolo per autodeterminarsi deve averne le capacità. Io dico, un popolo deve lottare poco, un altro popolo deve lottare di più, però se un popolo non è in grado di lottare per la propria libertà, allora non so, francamente non so che fare. Lazzarina, vuole una considerazione in chiusura? Sì, no, ripeto e sottolineo che io non ce l'ho con donne e bambini che ho visto nelle foto, ce l'ho con quelli muscolosi che probabilmente non hanno niente a che fare con la guerra, assolutamente, questa qui è la cosa che dico. E poi dico, mi piace il giornalista curdo che tifa per i curdi, mi piace Cesaro che tifa per gli italiani, io tifo per i disoccupati, gli esodati e i veneti che sono in grave difficoltà. Chiudo così. Magretti però, non muscolosi. Non ti riesce a essere sintetica come Lazzarina? No, penso di aver già messo il contributo. E allora do la parola al professor Casen. Allora, a cosa stiamo andando incontro? Cosa dobbiamo aspettarci? È difficile nel caos riuscire a trovare il bandolo della matassa, non c'è. Difficile anche da raccontare questa guerra. No, perché il discorso è molto semplice, noi andiamo al distributore di benzina e abbiamo bisogno di fare il pieno della macchina e abbiamo bisogno di avere le cose che vengono da un'altra parte. E quindi noi se abbiamo un tenore di vita che non è concepibile per questo pianeta, abbiamo superato qualsiasi livello, quindi l'economia, il conto economico, il conto ecologico non tornano più, quindi abbiamo raggiunto il limite. Questo è e d'altro canto un altro ragionamento che mi viene così spontaneo, il problema Siria, quanti anni è che è lì? No, perché ne parliamo? Perché ci tocca da vicino. Sì, certo. No, se certo. Non ne avremmo parlato, ma noi per primi che adesso ci vantiamo di parlare di questo problema, eccetera. Poi, come diceva giustamente Cesaro, ci sono altre popolazioni che vengono sterminate, ma ce ne frega niente, mica vengono a casa nostra, no? Ecco, e noi dobbiamo andare perché poi c'è l'Euro 5, l'Euro 4, l'Euro 3, l'azienda che tarocca i computer per vendere la macchina di più, 10 macchine, chi vende più macchine. Allora la Volkswagen ha perso 50 miliardi in una settimana, no? Perché aveva detto Euro 5 invece di Euro 4, no? Che differenza c'è nell'inquinamento tra Euro 4 e Euro 5? Lo 0,005%. Cazzarola, non l'ho mica capito. Ma giochiamo a prenderci in giro.
diamoci un taglio, prendiamo consapevolezza che abbiamo fatto delle città che non sono a misura umana, sono a misura di auto, perché la Fiat, la Alfa Romeo, la Volkswagen doveva vendere le macchine a tutti i costi, quindi uno deve abitare in tanta malora, non avere i servizi pubblici, perché il servizio pubblico è per pezzenti, no? Invece io vado a lavorare in macchina, consumo quanto per andare in ufficio? 10 litri di gasolio, 3 litri di gasolio, ma cosa me ne frega, 3 litri di gasolio, se io prendo un mezzo pubblico non li spendo e non vado a inquinare la terra. Ma quale sarà il nostro, cosa lasciamo ai nostri figli, quei pochi figli che siamo, nipoti che abbiamo, eccetera? Poco. Lasciamo una mentalità sbagliata, un consumo sfrenato di tutto perché c'è il PIL. Se il PIL non cresce siamo tutti in crisi, è una enorme, grazie dell'aiuto. Insomma, non è possibile che noi continuiamo a ragionare in questa maniera. Incominciamo a dire freniamo un attimo, cerchiamo di fare un'economia domestica che sia accettabile, cominciamo a non sfruttare troppo la gente, perché sennò questo è l'effetto finale, no? E quindi non ci possiamo, noi che siamo seduti qua, quando abbiamo finito di fare dei bei ragionamenti non abbiamo risolto nulla. Allora bisogna che creiamo una coscienza pubblica che vada contro questo andamento di un'economia che è folle, che porta il pianeta ad essere invivibile. Bene, ci fermiamo qua, grazie a Aurora D'Agostino, a Charles Surme, a Bruno Cesaro, a Filippo Lazzarin e a Raffaella Nadalutti, grazie anche al nostro editore Ermanno Casen, grazie di essere stati qua, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci vediamo la settimana prossima, TV7 Match, venerdì ore 21, arrivederci.